Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Allora, siamo su Motorsport Manager, ce ne è dato 1 milione con lo sponsor, quindi stiamo una boccata d'ossigeno, però non sviluppo niente ragazzi, adesso voglio un attimo capire che fare, sono un po' indeciso. Questa comunque va a 3 stelle, cioè non era sto fenomeno, per carità, non male, 19 anni, però non ha un potenziale incredibile. Modello per catalogo, ragazzi, veramente dir che è un figo, eh? Le lezioni del padre sono miste. Jean-Pierre Gerard ci ha detto sicuramente si andranno pesanti con il ritocchi. È carino, ma non così bello. È una nuova sfilata a Milano. No, ciao. Non so che fare, ragazzi. Allora, vediamo un attimo. Migliore compo. Vediamo qua. Allora, i freni a 153. Il motore a 214. Guarda, qua come siamo messi, siamo scarsi in decelerazione. Però dai, qua siamo buoni. Sì, insomma, in realtà non è che siamo sta squadra devastante, sono c'erano risultati veramente importanti. Dovremmo fare il cambio. No, ho decelerato. Aspetta. I freni, vediamo i freni quanto mi danno. Decelerazione. E sempre di costruzione di decelerazione. 20. Ok, 650. Vai di questo che se vogliamo l'affidabilità poi ce la costruiamo noi, dai. Ok. Andiamo così, proviamola. Nelle gare Rio de Janeiro, Asia Pacific Super Cup. Ok, stiamo con una trattativa con una spagnola. Vediamo un po'. Interessante, sentiamo sicuramente il tavola. Kika Belzacar. Vediamo un attimo. Allora, aspetta. Ah, aspetta. Quanto vuoi sconosciuto? Ok. Quindi questo lo vuole sconosciuto. Porca puttana. Ah, qua è contenta. Siamo così. Siamo 7,30. Aspetta, quanto prende la Vananen per capire se andiamo a pelle? Allora, la Vananen, il puttanone, vediamo un attimo. Qua ci vediamo un puttanone spagnolo, me lo godo. Allora, la Vananen prende. Vedi, costa tanto poco. Però qua potrei avere un pilota veramente devastante, eh. Ok. Allora, fammi dove cazzo devo andare? Oddio, fai piccolo vaneggio come indiano. Vabbè, proviamo così. E mi costa tanto, cazzo, per gara. Bisogna provarla così. Qua va tutto bene, vabbè. Ma sì, spendiamo sti soldi. Proposta contratto. Talent, vabbè, allora stabilimento inattivo. Ah, ok, qua siamo. Madonna, tutto, tutto al massimo, siamo bene. Bene, bene, bene. Very compliment, very compliment. Vediamo solo questo intanto. Vancouver, 12 su 16. Offerta di contratto accettata. Vediamo. Togliamo la Vananen. Ok, lo possiamo fare. Una cosa ho salvato per sicurezza perché non vorrei fare male i conti e le robe.
Dopo non rischiamo di fare veramente cagate assurde. Ciao Vananen. Conferma. Adesso perdo che Madonna, quanto perdo adesso però. Ok, però 19 anni, questo è veramente forte. Sì, cazzo. Prodighe sbocciami. Sì, la Fernando Alfonso il femminile. Allora facciamo... sì, dire che ha fatto una buona cosa, però adesso devo puntare ai costruttori perché devo prendere soldi, ragazzi. Ok, quindi... Adesso dire che riposati un pochino. No, costa tanto, ma questo è un bestione, ragazzi, eh. Molto good. Stai calmo, stai calmo. Ok. Un bel pilota adesso, però mi costa tanto, cazzo. Porca. Mamma mia, devono sempre arrivare in obiettivo scuderia, ragazzi, altrimenti sono cazzi. Allora. Miglioramento componenti. 1, 2. Ok. Per portare a 169, che non è male. Ok, perfetto così. Vai. Adesso c'è il rischio tanto, però è un pilota veramente forte. Speriamo bene, raga. Viaggio verso Tondela. Il problema sono i soldi. Le voci di Dio per Enda, vabbè, vaffanculo. Ok, Tondela, allora, alto consumo gomme, medio carburante. Ok. Dobbiamo arrivare almeno quinti, ragazzi, per avere i soldini. Mamma mia. Bonus inclusi, almeno 300. Comunque andiamo in perdita. Ok, bene, mi fa molto piacere questo. Speriamo... Dobbiamo sperare negli sponsor. Ragazzi, becchiamo dopo le qualità. Molto deluso dalla Kika Balcazar, qui in 16esima, veramente un disastro. Però era un po' incazzata perché vuole la macchina uguale a Sergei Antonov. Cioè, d'altronde i parametri sono stellari rispetto ad Antonov. Però è chiaro che non posso dare ad Antonov la macchina più scarsa che lotta per il mondiale. Quindi, vabbè. Speriamo bene, raga. Speriamo bene. Adesso voglio vederla però in pista. Chiaramente lo svedesone non è declassato, però è chiaro che voglio provare, devo capire il pilota migliore per la next season. Ok, è una bella veramente... Questo è già forte subito, hai capito, rispetto... È già praticamente come Antonov. Assetto di gara più 10. Aumento prestazioni con le medie, perché le useremo di più sicuramente nel corso della gara. Medie, e ok. Setup, ok, setup, i setup, perché così non setup ma setup, sono perfetti, cioè perfetti, buoni, li trei così sinceramente, vedi qua il bonus, però partiamo con queste per poi andare con le, perché quello che consumo è molto alto. Aspetta, quanto durano? 11 laps, 11 laps. Ok. Orange, 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 orange. Cambio assetto, la stessa cosa, gomme così e carburante per 11 lap. Mettiamo i laps. Vai. Questa è una gara fondamentale, bisogna stare per forza davanti a Cristiano De Oeste, la Balcasare prima. Vediamo la Fernandinha Alfonso. L'Alfonsa. Vediamola come parte. Attenzione, ma già in fuga la Balca, fioi. Spormise. Il fenomeno, lascialo là, qui c'è la Balcazar. Ok. Adesso possiamo andare con neutrale. E neutrale, perché non voglio consumare le gomme, voglio arrivare e voglio fare solo un pit. La Balcazar vuole vincere il mondiale. Adesso lo vince, con una gara lo vince la Balca. Giro record di Diaz, Antonov 17esimo, seguiamo un po' Antonov che è nella bagarre. Dai Antonov, per cortesia Antonov.
C'è la lotta con De Hoste e Gerard. Antonov finisce. Sì, vabbè, ma Antonov vaffancuore. Antonov. Per carità, è vero che è quello che sta usando meno le gomme. Però che cazzo. La Balcazzar è sempre prima. Antonov 18esimo. Perché chiaramente ho messo la Balcazzar per il discorso costruttori. Perché devo prendere punti dalla classifica costruttori. Antonov, se non parte male, Antonov, vediamo. Gerard 15esimo, De Hoste 14esimo. È qua che loro vincono, capisci? Si capisce chi è me stesso praticamente, però vabbè. Madonna, Antonov disastroso. Ultimo Antonov, fioi. Devo cominciare a spingere, se no sono cazzi. Molto male Antonov fino a questo momento. La Balcazzar è in testa. Alla grandissima proprio. Brava Balca. Antonov 19esimo. Mamma mia Antonov, signori. Mamma mia Antonov. Molto male Antonov, molto molto male. Ha rovinato le gomme Antonov. Bruttissimo errore di Antonov. Mi può costare carissimo. Coglione, coglione. Hai bloccato le ruote, siamo al 36%. Errore scandaloso di Antonov. Incidente per la Fox intanto. Safety car virtuale ancora. Non c'è più la safety car. Pazzesco, pazzesco. Potevamo andare ai box, forse era meglio, vabbè. Ancora safety car virtuale, incidente per Claudiona. No, per Gerard, attenzione, Gerard fuori. Il problema è De Oeste, fioi, De Oeste vola. Devo andare ai box con Antov, non c'è niente da fare. Carbopetta quanto durano? Non mi ricordo mai. 13-15. Mettiamo il carburante per 14. Veloce. E speriamo bene su... Tira cannone. Dai, 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 Antonov, mamma mia, Antonov. Antonov addirittura 18esimo, De Hoste, quarto. Per Gerard è anche distrutto la macchina, ma De Hoste è troppo forte. La Balcazar, mamma mia come sta girando. Sta girando benissimo la Balca. Complimenti Balca. Ma Antonov veramente Antonov mi sta deludendo ogni minuto di più. Male, male, male Antonov. Teniamo le gomme, speriamo in qualcosa di importante. Vediamo. De Oeste 15esimo comunque. Di 14esimo adesso. Dai Antonov, dai, coglionazzo. Antonov deve tirare adesso però, Pit stop per la Balca a 16 giri dalla fine. Io ci provo. Ok. Bilanciata. E andiamo. Tiro al massimo adesso. Vai Balca. La Balca ha 40 secondi di vantaggio, signori. Mamma mia. Malissimo Antonov, malissimo Antonov, malissimo, malissimo, malissimo. Antonov 16esimo. Dai veloce, dai veloce. Ok. La Balca è ancora tranquillamente prima. Andiamo a vedere Antonov. Antonov 14esimo. Antonov è davanti alla De Oeste. Dai Antonov, dai Antonov. Cristiano è così.
Bravo, Balcazar, veramente devastante. Antonov 12esimo per il momento. Davanti alla Deo Este. Vai Antonov. Adesso non fare errori per piacere. Madonna, la Balcazar però, fioi, mamma mia. Che pilota che ho preso. Antonov 12esimo. Antonov sta veramente giocando col fuoco. Antonov è veramente per sto mondiale. Sta giocando con il fuoco Antonov, purtroppo. C'ho il Balca punta chiaramente a fare una sosta, però è chiaro, guarda gli altri come sono messi male, cazzo. Deo Este con le gomme come Antonov, siamo là. Noi facciamo la gara su Deo Este. Antonov 11esimo, decimo. Eccolo qua, bravo Antonov. Dai Antonov. 26 secondi per il Balca. La Balca Zalf e la Fernandina Alfonso. No, il carburante va bene, non è un problema, vecchio, non è un problema. 10 giri alla fine, 10 laps. 10 laps. E adesso devo spingere in questi giri per recuperare. Antonov è quarto. Antonov deve tirare come un porco adesso, Antonov in questo giro. Sì, voglio andare tranquillo. Allora, mancano 11 giri. Ok. Benissimo, strategia bilanciata. Ok. Dai Antonov, vola i box, Antonov, vola i box. E dopo andiamo così e così. Madonna, Antonov decimo. Antonov decimo, speravo in qualcosa di meglio, però va bene. Balcasar a 44 secondi. Quasi De Oeste 14esimo. Dai Antonov, dai. Ho bisogno del sorpasso, ti prego, non devo rimanere imbottigliato, cazzo. Dai Antonov. Quasi quasi, però potrei farlo il pit. Ma sì, tanto per sicurezza. Tanto il vantaggio ce l'ho. Vai Balca, vai box. Tirala tutta. Quanti secondi di vantaggio ci sono? No, Antonov. Se no rischio di perdere. Dai, Balca, bravissimo. Possiamo rischiare 11esimo. Antonov, Cristo, no, Antonov. De Oeste mi supera, incredibile. Incredibile, incredibile. Incredibile Antonov, si fa superare così. Ma vaffanculo, va. È perché De Oeste sta spingendo come un porco. Dobbiamo superarlo De Oeste, per piacere Antonov. Ah, che beffa, che beffa. Guarda De Oeste come vola. Antonov decimo, dai, dai Antonov. De Oeste è più forte, non c'è niente da fare. Dai Kuma, dai, sì Kuma, dai Antonov. Antonov è là. Devo provare adesso a attaccare al massimo. Bravissimo Antonov. Vai Antonov, involati, involati. Mamma mia. Balcasar può vincere al debutto, signori, una cosa incredibile. Oh, no, Antonov, no, no, Antonov, non puoi fare sto errore, però. Ma non puoi fare sto errore, dai, Cristo di un Antonov della minchia.
Lo so, cazzo, lo so. Deve essere sta andando a tutta. Dai, 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 dai. Non ce la faccio. Incredibile, incredibile, incredibile. Ha le gomme finite De Oeste. E che neanche le mie sono messe tanto meglio. Ottavo Antonov. La Cavalcanti prova le soft. De Oeste non ha più gomme, ragazzi. Tanto, madonna, che vittoria forse per Balcazar. De Oeste non ha più gomme, ma anche noi. Devo attaccare l'ultimo giro, devo provarci. Dai, Antonov, mamma mia, che rischio! Che rischio per Antonov. Provaci, Antonov, provaci adesso. No, ma dai. Vengo superato anche dalla Cavalcanti, vabbè, non ho parole. Con questa non ho parole, Fioi. Perdo anche il carburante. Ciao, Fioi. Non ci credo. Questa è pesantissima. Grandissima vittoria per il Balca. Grande Balca, grande Balca, grande Balca. Alla prima partita, alla prima gara. Finisce il carburante di Antonov. Perdiamo anche posizioni. Disastro puro. De Oeste finisce ottavo. E noi decimi. Perdiamo punti importantissimi. Balcazar, celebriamo la vittoria della Spagnolitas. Bravissima. Grande vittoria. Stradominata. Però Antonov mi delude continuamente, Antonov. Forse ha potuto cambiare le gomme, chissà. È dura da dire cos'era più giusto. Con due soste, ragazzi, ha distrutto tutti la Balca. Dai, ti prego, devo essere squalificato, ti scongiuro. Niente da fare. Niente da fare. Perdo altri 2 punti. Brava Balca. E scendiamo a meno 5 da Cristiano De Oeste. Meno 5, ragazzi. Una lotta a 2 costruttori, secondi per una costruttori, grandissima. Balcazar ci ha fatto qualcosa di incredibile, questo è molto importante. Very good. Buono, buono, una vittoria importantissima, ti dà morale. Ho trovato un pilota devastante. Il problema è però che Antonov è a meno 5, mancano 2 gare. Cioè, i parametri li vedi, è forte Kika. La nostra Kika. Perdiamo solo 189, perfetto. Chiaramente non posso più sviluppare nulla adesso. Adesso sì che è ufficiale. Ai ai ai. Prossima gara a Milano. Ok, raga, sotto il comandone veneziano mancano 2 gare. Manca Milano e Mar Nero. Dobbiamo fare un miracolo, ragazzi. Dobbiamo sperare in un ritiro dell'argentino, così per poter fare qualcosa. Perché meno 5 punti non sono facili da recuperare con uno così, perché è veramente costante. Molto basso e basso. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!